Ben ritrovati dalla redazione. Quasi 3.000 i manifestanti che hanno partecipato a una manifestazione indetta da CGIL, il Coordinamento Salute FVG, a favore del servizio pubblico nella sanità regionale a Trieste. Si denunciano liste d'attesa insostenibili, la fuga di medici e infermieri, lo svuotamento dei distretti sanitari e l'indebolimento della sanità territoriale, l'attacco ai consultori e ai servizi di salute mentale e delle dipendenze. Il pronto soccorso nel caos, una virata senza precedenti verso le privatizzazioni. L'assessore Riccardi sta smantellando il servizio sanitario, ha gridato una donna mentre agitava un cartello, presenti alcuni esponenti politici regionali dell'opposizione come i Dem Roberto Cosolini, Francesco Russo, il consigliere di Open Furio Honsel, quella di AVS Serena Pellegrino e il consigliere del Patto delle Autonomie Giulia Massolino. Presente ieri anche una numerosissima delegazione della CGIL da Udine. Il GIP del Tribunale di Trieste ha disposto la custodia cautelare in carcere per Erika Podmenik, accusata di aver ucciso un'anziana, Isabella Tregnaghi, tagliandole la gola alcuni giorni fa. Lo ha reso noto il procuratore della Repubblica facente funzioni Federico Frezza, precisando che proseguono gli accertamenti per completare le indagini. Prossimamente sarà disposta l'autopsia sul cadavere della vittima. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di 30 anni tunisino ritenuto responsabile di un'aggressione ai danni di una minorenne. L'episodio si è verificato in Piazza della Libertà. La ragazza inizialmente è stata soccorsa da una terza persona che ha poi chiamato il 112. Sul caso stanno compiendo accertamenti gli agenti della polizia, in particolare per capire se si sia trattato di un'aggressione a sfondo sessuale. Gioielli e oro per un valore complessivo tra i 20 e i 30.000 euro sono stati recuperati grazie al tempestivo intervento di alcuni passanti, ma il malvivente, che poco prima aveva truffato una persona anziana, è riuscito a fuggire. È successo a Trieste. La Polizia di Stato è sulle tracce di un truffatore che nella giornata del 3 aprile si è presentato sulla porta di un'anziana residente al civico 37 di Vicolo Ospedale Militare, facendosi consegnare numerosi preziosi. Una volta consumata la truffa, l'uomo ha fatto dietrofront e se n'è andato. Solo l'intervento di terze persone che evidentemente avevano assistito alla scena ha fatto sì che la refurtiva venisse recuperata. Uno sguardo ora alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo sereno poco nuvoloso, aumento delle nubi verso sera, venti deboli a regime di brezza, temperature minime in pianura fra 6 e 9 gradi, sulla costa fra 8 e 11, le massime in pianura fra 20 e 23 e sulla costa fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. È tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.